Camera di Commercio di Verona, alle nostre spalle tutti i protagonisti di quella che è stata una grande giornata, la giornata per decretare il miglior sommelier del Veneto. E sono in compagnia di Sissi Baratella. Sissi, è stata la tua prima volta quella di partecipare, nel senso da spettatrice, a questa manifestazione. Come ti è sembrata? Oh, guarda, innanzitutto faccio i complimenti sia a Ice Veneto, a Ice Italia in realtà, quindi che come associazione veramente mi ha dato l'impressione di essere molto unita. E in più devo dire che è stato anche un po' emozionante. Io subito ho individuato il mio preferito e ho fatto il tifo dall'inizio alla fine. È stata una bella competizione perché ovviamente c'è stata prima la fase delle prove scritte che hanno fatto una selezione da cui sono emersi i 4 semifinalisti e poi i finalisti. I finalisti, 2 sommelier bravissimi, già esperti che avevamo già visto in altre edizioni e che alla fine se la sono contesa all'ultimo gin. Assolutamente sì, è proprio il gin che ha fatto la differenza. È stato molto divertente perché sono stati veramente bravi, 2 stili completamente diversi, però ci hanno a loro modo ognuno fatto emozionare. Sì, è veramente in qualche modo il miglior sommelier che deve completare la propria formazione anche sui distillati, sui prodotti in qualche modo che vanno a completare l'offerta, perché oggigiorno anche i ristoranti, tu che sei anche pratica di ristorazione, si può cenare, pranzare con abbinamenti particolari, non solo il vino. Sì, esatto, quindi o ce li riserviamo anche a fine pasto, diciamo li chiamiamo in purezza, così nudi e crudi, oppure perché no anche gli abbinamenti con i cocktail, quindi il mondo della mixologist è un mondo bellissimo che è estremamente interessante e variopinto. Ecco, avete visto nelle precedenti interviste e vedrete nei prossimi contributi che vi forniremo Alessio che ha vinto, non voglio dire dominato perché tutti sono amici, per cui alla fin fine tutti hanno portato un contributo, ma mi ha fatto molto piacere perché l'avevo visto qui a Verona in un precedente concorso al Museo Nicolis di automobili d'epoca e già allora mi aveva colpito sia per la sua capacità sia per la sua presenza, perché comunque un sommelier deve avere anche delle caratteristiche. Fermiamo al volo qui il delegato, siamo in diretta, fermiamo al volo proprio perché sì, si è fatto i complimenti a tutta l'organizzazione che chiaramente è di Verona ma di tutto il Veneto, perché poi Graziano Simonella, insomma tutti i componenti. Una bellissima, direi prova generale, perché a novembre si replica. Sì, effettivamente era la prova generale e ci è servita per collaudare un po' di cose che ci serviranno sicuramente a novembre. Una bella competizione, ovviamente Paolo Bortolazzi delegato di Verona, e ritorna il titolo a Verona. Prima sì. Facevi il segno 4. Questo è il 4° miglior sommelier del Veneto di Verona, sì, della delegazione di Verona. Negli ultimi con la grande soddisfazione, no? 7 anni, sì. Direi di sì, dai, una piccola bella soddisfazione. No, che vuol dire che c'è un gruppo affiatato che lavora molto assieme. Io ho seguito ultimamente molte vostre degustazioni, effettivamente il gruppo c'è, è inutile nascondersi, una squadra veramente affiatata, ognuno il proprio compito e poi i risultati si vedono sia in termini organizzativi sia in termini poi di eccellenze, perché anche tu Sissi in qualche modo ultimamente hai toccato con mano questa realtà veronese, no? Eh sì, io dico sempre mi faccio adottare da Ice, no? E ultimamente sta succedendo sempre più spesso, quindi questa mamma Ice sta diventando un po' anche mamma mia e devo dire che se torno ogni volta vuol dire che mi trovo bene. Io prima appunto con Sissi dicevo, il miglior sommelier è stato decretato da un gin alla fine. I distillati quest'anno sono stati l'ago della bilancia, sì, effettivamente, anche perché è una prova molto complicata visto che erano 4 gin, quindi 4 distillati uguali. Sì. Io l'ho tratto in inganno perché magari pensavo fossero distillati diversi, invece lo distillato era diverso, ovviamente declinato in forme diverse. Effettivamente i concorrenti erano anche abituati ad avere 4 distillati diversi, quindi quest'anno Andrea ci ha spiazzato con... Questo vuol dire, Paolo, che la formazione di un sommelier deve essere completa, a 360 gradi. Alla fine abbiamo fatto una battuta con Alessio anche sull'acqua. Ma oddio, il gin è un argomento decisamente di moda in questo periodo, basta uscire la sera, andare in qualche locale, però comunque il sommelier deve essere una persona in grado di comunicare il territorio e di comunicare l'amore e la passione per il vino, per la birra e quant'altro, non si può più limitare alla semplice figura del vino.